Buongiorno a tutti. Stavamo ripercorrendo la storia della nascita di Venezia. L'ultima volta ci siamo fermati ai Longobardi e abbiamo detto che nel 568 i Longobardi calano in Italia attraverso il Veneto, aggrediscono una serie di città, mettono al sacco Aquileia e da lì nascerà Grado, con il vescovo che emigra e con la nascita di questa nuova Aquileia a Grado. Avevamo interrotto però il racconto a metà, poi prosegue e proseguiamo in questo incontro qui. Dicevamo, è importante ricordarlo, che nella loro calata lungo il Veneto i Longobardi non aggrediscono subito tutte le città bizantine, ma cercano di espugnare i centri più facilmente conquistabili e più strategici da un punto di vista territoriale, per cui hanno fretta di incamminarsi verso il Veneto occidentale e poi verso la Lombardia. Infatti, nella loro prima calata, lo vedete bene qui nella cartina, diversi centri veneti vennero espugnati fin da subito, ma diversi altri, quelli diciamo maggiormente a ridosso della costa, rimasero invece saldamente in mano bizantina. Vedete Padova, Altino, Oderzo, Concordia e così via. Il re Alboino prosegue la propria marcia riservandosi poi eventualmente di espugnare anche quei centri, quegli ultimi residui di potere bizantino a giochi fatti, quando i Longobardi si sarebbero stanziati in modo più solido in Veneto e in Lombardia. Alboino poi muore a Verona pochi anni dopo, nel 572, muore perché fatto assassinare dalla moglie Rosmunda. Il suo successore Clefi, lo vedete qui nello specchietto in alto a destra, il suo successore Clefi pure muore per mano amica. Morto Clefi, per circa 10 anni i Longobardi rimangono privi di re, perché presso i Longobardi il re veniva eletto dall'Assemblea degli Uomini Liberi, che era, come dire, l'organo che aveva il reale potere all'interno del popolo longobardo. E i Longobardi si davano un re solo in alcuni momenti particolari, in genere, e in occasioni di emergenza, quando dovevano affrontare delle lunghe migrazioni, con tutti i rischi che queste cose comportavano, oppure in occasione di guerre. Ecco, con la morte di Clefi nel 574 già i Longobardi prendono Pavia, lì situano la propria capitale. La situazione sembra consolidarsi, la reazione bizantina è piuttosto debole, per cui per 10 anni i Longobardi rimangono privi di re e guidati da una serie di duchi. Fino a quando, vedete sempre qui nello specchietto, nel 584 le cose cominciano a cambiare. Bisanzio si rende conto che non è abbastanza forte per organizzare una controffensiva nei territori longobardi, però comincia ad arroccarsi ed istituisce il famoso esarcato con sede a Ravenna, cui scopo era proprio quello di far fronte alla pressione longobarda ed eventualmente, laddove possibile, rosicchiare qualche territorio ai nuovi arrivati. Questa nuova organizzazione bizantina, l'esarcato, suonava abbastanza minacciosa per i Longobardi. Decidono quindi di tornare ad eleggere un re, ed è il re Autari, 584-590, vedete qui nello specchietto, il quale però anche lui poi muore per mano amica, sembra avvelenato, per cui tutti i primi 3 re longobardi finiscono male, Alboino, Clefi e Autari muoiono per mano amica. Ecco, ad ogni modo cosa succede? Che morto Autari sale al trono Agilulfo. Ecco, Agilulfo è un nome importante, Agilulfo e Rotari, vedete, ve li ho segnati qui. Tra Agilulfo e Rotari ci sono una serie di altri re storicamente meno importanti. Per quanto riguarda la storia del Veneto, invece, Agilulfo e Rotari sono 2 nomi da ricordare, perché Agilulfo, stabilizzata la situazione, cerca di riassorbire quelle enclave bizantine venete che ancora resistevano alla pressione longobarda, che si erano salvate nel 568 quando i Longobardi per la prima volta si affacciarono nel Veneto. Sotto Agilulfo e poi sotto Rotari, in 2 ondate successive, questo è molto importante, la morsa longobarda su queste città venete, che vedete segnate in rosso, e su altre naturalmente, queste sono le principali, la morsa longobarda andò stringendosi sempre di più, obbligando piano piano i venetici, come venivano chiamati,
a emigrare sulle coste della laguna o addirittura sulle isole della laguna. Oltre quel limite la morsa longobarda non poteva stringersi perché i longobardi non erano esperti di cose di mare, mentre viceversa i venetici, formalmente sottoposti all'autorità dell'esarca bizantino di Ravenna, erano protetti dalla flotta bizantina, che almeno le coste e le isole riusciva a proteggerle di fronte all'avanzata longobarda. Per cui in 2 ondate successive, sotto Agilulfo e sotto Rotari, ripeto, piano piano i Longobardi avanzano e spingono i Veneti verso le lagune e spingono molti venetici di fatto ad emigrare. Qui avviene la grande emigrazione che rappresenta una svolta cruciale per la storia di Venezia, perché molti venetici che abbandonarono le proprie case, le proprie terre in terraferma, dovettero andare a stanziarsi in laguna e lì rimanere. Diciamo che questa è la grande svolta demografica. Molti gruppi umani emigrano in laguna, qui rimangono e questi gruppi umani poi saranno il bacino demografico da cui sorgerà entro qualche decennio la nuova Venezia, la nuova civiltà venetica, che nell'entroterra non aveva più spazi di autonomia, evidentemente. Ecco. Vediamo le cose un po' più nel dettaglio. Eccoci qua. Allora, partiamo da questa data, il 602, vedete in basso a sinistra nella slide. Siamo ancora sotto il regno di re Agilulfo, che vi ho citato prima. Nel 602 Padova viene espugnata dai Longobardi, una data estremamente importante per la storia patavina, evidentemente. Ecco, tenete conto che la città di Padova, già florida in epoca romana, cominciò a subire un certo declino già con l'arrivo degli Ostrogoti nel 489, no? Con Teodorico, se non altro perché Teodorico deviò molte risorse su Verona piuttosto che su Padova. Lì fece erigere il proprio palazzo presso l'Adige e gli diede un forte impulso architettonico, fece restaurare le mura, fece restaurare l'arena e quant'altro. Padova rimase un po' in ombra, ma ancora sembra che qualche decennio più tardi, durante la guerra gotico-bizantina, 535-553, Padova cominciò a subire una forte immigrazione verso le isole o verso la costa, e l'immigrazione, si sa, non è mai un buon segno politico ed economico, perché vuol dire che le cose non funzionano, sostanzialmente si cerca fortuna altrove. Ecco, il colpo conclusivo, il colpo mortale, si abbatté su Padova con l'arrivo dei Longobardi. Padova riuscì a resistere per qualche anno, perché quando i Longobardi calarono con Alboino nel 568, Padova fu uno dei centri bizantini che riuscì a reggere l'assalto, e per circa 30 anni, pensate, Padova riesce a mantenere la propria autonomia, o la propria dipendenza da Bisanzio evidentemente, ma riesce a respingere gli assalti longobardi. Questo anche grazie ad un contingente militare che l'esarca di Ravenna aveva stanziato nella città patavina. Il controllo di Padova era fondamentale per i bizantini, perché da Padova dipendeva, da un punto di vista politico-amministrativo, un'ampia zona circostante, da Mantova a Monselice fino ad Oderzo, quindi era un centro che era fondamentale poter mantenere sotto il proprio controllo. Padova controllava anche buona parte dell'Adriatico settentrionale. Da Padova si potevano controllare anche i tratti finali dei fiumi che sfociavano nell'Adriatico, con tutta la possibilità di commercio che poteva avvenire, no, su via fluviale. Per cui era un centro di raccordo assolutamente imprescindibile. E questo i Longobardi lo sapevano bene, tanto è vero che pongono l'assedio a Padova per 10 anni. Padova rimane sotto assedio per 10 anni e per 10 anni riesce a resistere fino al 602. Perché cosa succede nel 602? Che i bizantini ritirano il contingente di uomini dislocato a Padova, erano in difficoltà, non potevano fare altro, e Padova, priva di mezzi per poter difendersi, deve arrendersi. La caduta di Padova nel 602, sotto le lame longobarde capitanate da re Agilulfo, fu un disastro,
per la città patavina, perché, come ci racconta Paolo Diacono, Agilulfo ordinò che Padova venisse completamente bruciata e rasa al suolo. Completamente bruciata e rasa al suolo. Forse, dicono gli storici, è un'esagerazione. Fatto sta che da un punto di vista politico-amministrativo il ruolo di Padova venne completamente azzerato. Tanto è vero che alcuni storici parlano della lunga sonnolenza della Padova longobarda, che si protrarrà per diversi decenni. Padova si risveglierà come centro urbano significativo attorno all'XI-XII secolo, con la nascita dei liberi comuni e poi successivamente con tutta l'epopea dei Carraresi. Ma di acqua sotto i ponti dovrà passarne parecchia. Pensate che anche l'agro patavino, cioè tutto il territorio circostante, venne smembrato e assegnato al controllo dei centri circostanti. Ne trasse un beneficio importante Monselice, che in quella zona subentrò a Padova nel controllo del territorio, divenne anche una roccaforte difensiva dei Longobardi, che da lì potevano, come dire, puntare e difendersi alle coste, che invece erano sotto il dominio venetico/bizantino. Ecco, con questo sacco di Padova del 602, ovviamente cosa succede? Che molti padovani emigrano verso la costa, e quindi vedete verso Brondolo, verso Chioggia, verso Malamocco. Malamocco non sappiamo esattamente dove fosse, io l'ho segnata qui perché questo è il luogo del Lido di Venezia che ancora oggi porta il nome di Malamocco, ma con ogni probabilità, per non dire certezza, non era lì l'isola di Malamocco, non si sa esattamente dove fosse, forse un'isola attualmente scomparsa nella laguna vicino al Lido, ma non sappiamo esattamente dove. Comunque, il fatto sta che da Padova moltissime persone cominciarono ad emigrare, anche il vescovo, e quando il vescovo emigrava era sintomo, come abbiamo già visto nel caso di Aquileia, di un'emigrazione dell'intera cittadinanza. Il vescovo era un po' il punto di riferimento in questo momento. Vescovo che emigrò, non si sa bene, forse a Malamocco, forse a Brondolo, ma sicuramente verso le lagune. E qui abbiamo una prima emigrazione molto importante che poi prenderà e, come dire, si stanzierà definitivamente in queste zone, contribuendo alla formazione della Venezia come nascerà e come noi la conosciamo oggigiorno. Ma ancora nel 616, e Agilulfo muore proprio in quest'anno, viene presa Concordia, e ancora una volta da Concordia molti abitanti emigrano fondando Caorle, a seguito del vescovo, che le fonti ricordano come terrorizzato dalla paura dei Longobardi, che prende armi e bagagli, si trasferisce a Caorle e lì fonda una nuova diocesi, una nuova città protetta dalla flotta bizantina. Ancora molto importante la città di Altino. Vedete, abbiamo legato la città di Altino con la città o il centro di Murano. Qui siamo non più sotto il regno di Agilulfo, vedete la data, siamo nel 639, ma sotto il regno di re Rotari. Vi dicevo che Agilulfo e Rotari sono i due re particolarmente importanti perché sotto il loro regno si scatenerà questa nuova ondata offensiva nei confronti dei centri venetici che obbligherà moltissime persone ad emigrare in laguna. Ecco, e quando re Rotari sale al potere dà una svolta alla politica interna dei Longobardi. Correva l'anno 632. Vi dicevo che i Longobardi, oltre ad avere un re, erano strutturati per fare, cioè per tribù assoggettata dei duchi. I duchi erano particolarmente indipendenti e autonomi, spesso indisciplinati, mal digerivano la presenza del re, anche se delle volte dovevano fare buon viso cattivo gioco. Ma tanto per dire, era già capitato nei decenni precedenti che alcuni duchi longobardi, pur di ritagliare una maggior fascia di potere personale, si entrassero in combutta con i bizantini, nemici giurati dei Longobardi, ottenendo l'aiuto bizantino per poter sconfiggere il vicino longobardo di turno e aumentare la propria sfera di influenza, magari attraverso l'antico strumento della federazione, no? Cioè, come dire, proponendosi ai bizantini in qualità di federati. Federati erano quei barbari appunto che
si facevano atto di sottomissione formale ai Romani prima e ai Bizantini dopo, per poter contrastare altri barbari, ottenendo però così il diritto a stanziarsi su un territorio. Per cui capite che anche la compagine longobarda non era così compatta come si potrebbe credere. Ecco, finalmente, dal punto di vista longobardo, con re Rotari le cose cambiano, riesce ad imporre un maggior controllo sui propri duchi e, mantenuta e incassata una maggior fedeltà dei propri sottoposti, Rotari poté rivolgere lo sguardo ai propri nemici, che erano i bizantini in Italia, e quindi riuscì ad intraprendere alcune campagne anche molto fortunate, visto gli esiti, in virtù delle quali poté incamerare il litorale tirrenico a ovest e incamerare tutti i rimanenti centri venetici in Veneto, quelli almeno più importanti. E infatti nel 639 i Longobardi, sulla spinta di questa ferrea volontà del re Rotari, espugnano Altino. Ecco, Altino era una delle città romane più importanti, ancora sottoposta all'esarcato di Ravenna, e anche qui gli altinati cosa fanno? Emigrano in gran parte, ed emigrano in varie zone della laguna, due soprattutto, quelle più importanti. Una è proprio quella di Murano. Ecco, sullo sfondo infatti vedete questa qui, eccolo qui, la famosa Basilica dei Santi di Maria e Donato, sarebbe il Duomo di Murano, che è uno dei massimi esempi di romanico lagunare. Pensate che nasce proprio in questo secolo qui, nel VII secolo, per cui come gli altinati emigrano e giungono a Murano, e qui cosa fanno? Come spesso accadeva, cominciano a edificare una chiesa come centro politico, culturale, religioso e anche identitario della propria comunità. Murano a quel tempo era ancora, come isola, era ancora scarsamente abitata, molto scarsamente abitata, e probabilmente pensate un po' che il nome Murano deriva proprio da una porta, si dice così, di Altino, almeno tradizione vuole che Altino avesse una serie di porte nella propria cinta muraria, le quali abbiano dato il nome a diverse isole, perché a seconda di dove emigravano gli altinati e a seconda della zona di residenza avrebbero chiamato le isole in un modo piuttosto che in un altro. Murano deriverebbe proprio dalla porta a Muranium, una delle porte di Altino, o forse da un quartiere, magari c'era una porta e anche un quartiere che si chiamava come la porta, il quartiere adiacente alla porta. Altre teorie dicono che il termine Murano derivi invece dalla gens Muria, o i Muranexi, che dir si voglia, cioè da questa famiglia nobile che, obbligata a scappare dai Longobardi, chiama a raccolta se stessa, raccoglie i propri averi, i propri dipendenti, si trasferisce a Murano, e da cui appunto gens Muria, il nome Murano. Sembra anche che il simbolo della gens Muria fosse un gallo nero su sfondo azzurro. Lo vedete qui, c'è il leone di San Marco. Qui siamo all'interno del Duomo di Murano, entrati sulla navata in alto a sinistra si trova questo simbolo. Il simbolo di Murano è questo gallo, che sarebbe stato il simbolo della gens Muria, che avrebbe dato il nome all'isola di Murano e che gli avrebbe anche conferito il proprio simbolo. Poi sapete che Murano diventerà famosa, e ancora oggi è famosa, per la straordinaria produzione di vetro. E non nasce però con questa vocazione fin da subito. E la vocazione alla produzione vetraria, all'arte vetraria, è più tarda. Siamo nel 1291, quindi di acqua sotto i ponti ne era passata già per Venezia, quando accadde che i diversi forni dislocati nella città di Venezia vengono obbligatoriamente trasferiti sull'isola di Murano, perché erano molto pericolosi per poter a causa degli incendi, per cui tutti i forni più importanti vennero trasferiti a Murano e lì rimasero fino ai giorni nostri, producendo quelle meraviglie vetrarie che conosciamo molto bene. A Venezia poterono rimanere solo i forni più piccoli, a patto che
fossero distanti 5 passi a 360 gradi dalle case circostanti, altrimenti il rischio di innescare un incendio era elevatissimo, e un incendio a Venezia, dove le case, no, per mancanza di spazio sono tutte così compattamente vicine, era disastroso per la città. Ce ne furono diversi di incendi a Venezia e tutti abbastanza disastrosi. Ecco, Murano sembra nascere proprio dall'emigrazione degli Altinati, lo ricordiamo nel nome, almeno la tradizione vuole così, nel simbolo, e poi successivamente nella produzione vetraria, anche se, ripeto, la produzione vetraria non è direttamente collegata con l'emigrazione degli Altinati. Ma ancora più importante, da Altino, lo vedete qui nella slide, molte persone emigrarono a Torcello. Ecco, Torcello è forse l'isola più celebre, più famosa di tutta la laguna nord, in questo caso. E noi sappiamo che con ogni probabilità Torcello era già abitata in epoca romana. Un'equipe di archeologi polacchi negli anni 60 ha scavato a Torcello, ancora oggi si scava molto a Torcello, e sembrerebbe che già in epoca romana quell'isola fosse abitata in qualche modo, anche se non è ancora chiarissimo come e in quale quantità. Ad ogni modo, tra il 400 e il 500, quindi diciamo siamo proprio alla fase di passaggio tra la caduta dell'impero romano e l'inizio del Medioevo, no? Così come storiograficamente si è consolidata la divisione. E tra il 400 e il 500 Torcello era un centro significativamente abitato, difficile dare dei numeri, ma in cui la presenza umana era già significativa. Probabilmente a causa di due fenomeni convergenti. Da un lato le invasioni degli Unni di Attila, siamo alla metà del 400, e degli Ostrogoti di Teodorico, siamo alla fine del 400, che spinsero molti Altinati a cercare rifugio sulle isole a Torcello, ma dall'altro lato anche a causa di una sorta di naturale simbiosi tra Altino e Torcello, perché Altino aveva dei porti molto importanti attraverso i quali andavano e venivano le merci, si commerciava, i quali però cominciavano ad interrarsi, per cui sembra, è un'ipotesi, che sempre più persone, lavoratori, piccoli commercianti si trasferissero a Torcello per poter essere facilitati nell'arte della mercatura. E per cui da un lato questa immigrazione spontanea, dall'altro la pressione dei barbari, prima Attila, poi gli Ostrogoti, poi sicuramente i Longobardi nel 639, spinse moltissime persone a Torcello, e non a caso Torcello diventa uno dei centri più importanti della laguna, anzi il centro più importante della laguna in questo momento. Anche qui il toponimo Torcello deriverebbe, secondo la tradizione, da una delle porte di Altino. Una era Muranium, come abbiamo visto prima, l'altra era appunto Torcello. Secondo altre ipotesi invece il nome Torcello deriva da Dorceum, che significa barena, cioè piccolo isolotto fangoso, no? Che emerge dalle acque. Ad ogni modo, nel 639 avviene questa grande migrazione da Altino a Torcello, e proprio in quest'anno, ancora una volta, cosa succede? Lo abbiamo già visto a Grado, quando il vescovo Paolo fugge da Aquileia, lo abbiamo appena visto a Murano. Anche a Torcello venne edificata una nuova cattedrale molto importante, consacrata nel 639, che è questa qui che vedete sullo sfondo. Ve la sto mostrando con il mouse, la cattedrale di Santa Maria Assunta. Qui si trasferisce il vescovo Mauro e qui trasferisce anche la diocesi. Proprio formalmente la diocesi di Altino si trasferisce a Torcello, tanto è vero che il vescovo di Torcello continuerà a chiamarsi vescovo di Altino, a indicare proprio questa continuità di civiltà, se volete, da un luogo fisico ad un altro luogo fisico, isola di Torcello. Noi sappiamo, è rimasta un'epigrafe famosissima ancora conservata nella chiesa di Torcello. Noi sappiamo che questa chiesa venne fondata nel 639 con il beneplacito dell'autorità dell'esarca di Ravenna, che in quel momento era Isacco, a indicare questa forte dipendenza tra gli Altinati, adesso torcellesi, e l'impero bizantino. Ecco, pensate che questa chiesa
Santa Maria Assunta, che poi venne sviluppata, no, a più riprese nel corso dei secoli, nacque con il materiale che gli emigrati portavano con sé dal Tino, perché quando tutte queste persone migravano, raccoglievano la famiglia, raccoglievano gli strumenti del lavoro, raccoglievano i dipendenti, gli inservienti se ne avevano, e portavano con sé anche il materiale, i marmi, le colonne, i mattoni. Per cui fu proprio un trasferimento demografico ma anche fisico in un certo senso, da Altino a Torcello. La cattedrale di Torcello, Santa Maria Assunta, è un gioiello straordinario. Se entriamo, mostro solo qualcosina, possiamo vedere due cose interessanti. La controfacciata, eccola qui, vedete, è interamente coperta da un mosaico grandioso e veneto-bizantino, così dicono gli storici dell'arte. Siamo tra il XII e il XIII secolo. È un giudizio universale, vedete, tipicamente orientale. Lo si legge dall'alto verso il basso. Abbiamo la crocifissione in alto, cioè la morte di Gesù. Abbiamo qua sotto la discesa di Gesù agli inferi, gli inferi che non è l'inferno, gli inferi è quel luogo o quella condizione di attesa in cui le anime dei giusti morte prima di Gesù attendevano il loro Salvatore. Ed ecco che Cristo, risorgendo, apre la porta del paradiso alla visione beatifica e concede anche a tutti coloro che erano morti prima di Cristo, se morti in grazia di Dio, di accedere alla visione beatifica. Ed ecco qui vedete Cristo che prende per mano i progenitori e tutti gli altri e li porta con sé in paradiso. Andando sotto abbiamo il giudizio universale vero e proprio, Cristo in trono che giudica. E ancora sotto abbiamo, vedete a destra e a sinistra, non si vede molto, ma dovremmo andare a Torcello per vederlo di persona, gli angeli tubicini, no? Come ci dice l'Apocalisse, cioè i 7 angeli dotati di 7 trombe che annunciano il giudizio, insieme poi alle 7 coppe e 7 sigilli. E qui sotto finalmente il giudizio, a sinistra i salvati e a destra i dannati. Un'opera assolutamente straordinaria, completamente rappresentata per mezzo dell'arte musiva. È tutto un grande, straordinario mosaico. Ma ancora più interessante forse da un punto di vista storico è il catino absidale, vedete qui interamente ricoperto d'oro, tipicamente bizantino, con una vergine con il bambino in braccio. Questa è una vergine Teotoca, cioè madre di Dio, genitrice di Dio. La stessa chiesa inizialmente venne dedicata proprio a Maria Teotoca. Si scelse questo titolo di Theotokos, che è un titolo estremamente significativo da un punto di vista dottrinale, perché è una formulazione dogmatica introdotta con il Concilio di Efeso nel 431, con la quale si voleva stigmatizzare una particolare eresia cristologica, l'eresia nestoriana, che non riusciva a spiegare bene il fatto che Gesù Cristo fosse totalmente vero Dio e vero uomo, e tantomeno riusciva a spiegarne bene l'unità tra queste due dimensioni. Per cui si metteva in dubbio che Maria fosse la madre di Dio, perché se Cristo non è totalmente Dio, o se l'unità tra l'umanità e la divinità di Cristo non sono ben spiegate, in che senso Maria è madre di Dio? È madre di un uomo? Ha dato vita ad un uomo? O ha dato vita ad un Dio, pienamente Dio? Ecco, nel Concilio di Efeso si stabilì una volta per tutte che è corretto chiamare Maria madre di Dio, Theotokos, perché la creatura che ha partorito, Gesù, era al tempo stesso vero uomo e vero Dio. E due nature, quella divina e quella umana, in un'unica persona. Ecco, questa grande parentesi per dire che cosa? Che volendo battezzare quella chiesa lì con il titolo di Theotokos, volendo dedicarla alla Maria genitrice di Dio, gli altinati vollero rimarcare la loro differenza con chi, evidentemente? Sicuramente con i Longobardi, dai quali tra l'altro sfuggivano, perché i Longobardi erano ariani e quindi seguaci di un'altra eresia cristologica, l'eresia per la quale il Figlio di Dio, prima ancora di incarnarsi in Gesù, sarebbe stato creato dal Padre ad un certo punto nel tempo.
non sarebbe stato generato ab eterno, come da formulazione ortodossa, ma creato nel tempo dal Padre, per cui all'interno della Trinità il Figlio assume una posizione subordinata rispetto alla divinità del Padre. Questo affermava l'eresia ariana, detto molto semplicemente, e questo poi credevano in maniera più o meno convinta i Longobardi, perché sappiamo che il paganesimo presso i Longobardi sopravvisse per diversi anni. Ad ogni modo, per gli Altinati era fondamentale marcare la differenza. Da un lato un nuovo ceppo etnico, i Longobardi, seguaci di una altra dottrina religiosa, un'eresia, l'arianesimo, dall'altro lato invece i veneto-bizantini di fatto, ma dire veneti nelle radici, veneto-romani nelle radici, invece seguaci della dottrina ortodossa, quella appunto che richiamava i primi concili e che era coerente poi con la dottrina cattolico-romana. Ecco, Torcello, un'ultima cosa su questa straordinaria isola, fu il luogo più importante fra le varie isole. Torcello era l'isola che aveva tutte le carte in regola per diventare un nuovo centro politico che, come dire, potesse estendere la propria amministrazione e controllo su tutta la realtà lagunare, perché pensate, Torcello giunse ad ospitare 20.000 persone, forse addirittura di più, dice qualcuno. A Torcello gli scavi archeologici hanno fatto emergere il primo forno per la lavorazione del vetro di tutta la laguna. A Torcello sono emerse moltissime botteghe, segno di una realtà economica molto fiorente. A Torcello sono state trovate delle saliere per l'estrazione del sale. Torcello era sede vescovile, abbiamo appena detto, no? A Torcello non risiedeva il duca, la figura immediatamente sottoposta all'esarca di Ravenna, ma risiedeva il tribuno, che era la figura sottoposta al duca, e comunque il duca possedeva delle terre private a Torcello, che significava che era una realtà importante. Ecco, e più in generale diciamo che Torcello era il centro principale di un vasto sistema urbano lagunare. Non è un caso che quando nell'828 le reliquie di San Marco vennero asportate da Alessandria a Venezia, tradizione vuole che i due mercanti protagonisti della traslazio furono uno buono da Malamocco e l'altro rustico da Torcello. A dire che cosa? Che Torcello era sede di importanti attività mercantili, tanto che uno dei mercanti che aveva la possibilità di andare e venire fino ad Alessandria, insomma il viaggio non era proprio così scontato, veniva esattamente da Torcello. Ecco, nonostante questa grande importanza iniziale di Torcello, Torcello non diventerà la futura Venezia, avrebbe potuto esserlo, e la Venezia che conosciamo avrebbe potuto coagularsi attorno all'isola di Torcello. Invece Torcello seguirà una parabola diversa, resterà un centro lagunare economico florido per diversi secoli, poi comincerà il proprio declino tra il 1200 e il 1300, fino ad arrivare ai giorni nostri in cui addirittura mi risulta che a risiedere stabilmente a Torcello siano non più di 20 persone, ecco, comunque molto poche. Questo perché? Perché già a partire dall'810-811 Agnello Partecipazio, doge, fece una scelta molto importante, decise di trasferire la capitale e di far erigere un nuovo palazzo ducale da Malamocco alle isole Rialtine, che sono esattamente le isole su cui sorge oggigiorno Venezia. Per cui Torcello rimase una presenza lagunare importante, ma già a partire dal IX secolo dovette cedere, come dire, lo scettro del primato politico alle isole Rialtine e alla realtà circostante. Ancora, molto importante, quella campagna militare di re Rotari, oltre ad espugnare Altino nel 639, si concluse vittoriosamente anche con la conquista di Oderzo, lo vedete sulla cartina, l'antica Opitergium. Ecco, Oderzo era un'altra città di fondamentale importanza perché è la città che ha ereditato di fatto le funzioni di capitale dopo il declino di Aquileia, con l'arrivo degli Unni sostanzialmente.
Ecco, anche Oderzo cade sotto le lame longobarde e come risposta venne fondata una nuova città chiamata Città Nova o Civitas Nova, che dir si voglia, chiamata anche Eraclea, in onore dell'imperatore Eraclio. Ecco, ancora una volta a fondare e a trasferirsi questa nuova città fu un vescovo, il vescovo di Oderzo, che fuggiva, si chiamava Magno, fuggì dai Longobardi e contribuì a fondare questa nuova città. Venne eretta in una posizione estremamente strategica, perché Cittanova si trovava tra i rami della foce del Piave, da un lato, e dall'altro lato molto vicina alla via Annia, la via Annia che legava Rimini con Aquileia, una via terrestre che seguiva un po' tutto il litorale, Padova, Adria e giù fino a Rimini. Quindi una città perfettamente legata con i traffici marittimi e commerciali circostanti. Ecco, la cosa fondamentale è che Cittanova divenne evidentemente la nuova capitale. E la nuova capitale che doveva dare unità politica a tutta la compagine venetica che si stava arroccando nella laguna. Quando si affronta la storia di Venezia, delle origini, vengono sempre giustamente citate tre capitali. Quella che noi conosciamo oggigiorno, la Venezia Realtina, d'accordo, è l'ultima delle tre. La prima fu Cittanova e la capitale rimase qui stanziata per circa 100 anni. Questa fu la capitale dei Venetici, poi si trasferirà nel 742 sotto Orso Diodato a Malamocco e poi da Malamocco nell'810-811 si trasferirà a Rialto. Queste furono le tre tappe della capitale, che era al tempo stesso veneta e bizantina, perché la simbiosi tra le due civiltà era strettissima. E tanto che si è parlato, nel caso di Cittanova, della prima città fondata assieme dai Veneti e dai Bizantini. La stessa struttura politica di Cittanova rispecchiava molto da vicino la struttura politica di Bisanzio. Gli scavi archeologici, allora, oggigiorno di Cittanova non rimane praticamente nulla. Ecco, vedete qua sotto ci sono dei campi e là sotto da qualche parte c'era Cittanova. Sono stati fatti degli scavi archeologici, qualcosa è stato ritrovato, anche se di fatto di visibile c'è poco o nulla, e dagli scavi archeologici emerge che Cittanova, sì, forse era una città o forse era più semplicemente un porto di transito, ben distante dall'idea di capitale che possiamo avere noi oggigiorno. Ciò nonostante, Cittanova assunse una valenza politica di primo piano per circa 100 anni, tanto è vero che tutte le famiglie venete più importanti, tutti i nomi più importanti che incontriamo quando studiamo la storia di Venezia, e se non tutte, molte, radicavano la propria origine proprio in Cittanova, cioè le grandi famiglie patrizie amavano, come dire, dirsi discendenti di tribuni magari che avevano in qualche momento assunto il potere proprio a Cittanova. E quindi, per esempio, i Partecipazio, famiglia importantissima nel corso dell'Ottocento, coloro che per esempio stabilirono la capitale a Rialto, Partecipazio discendevano da tribuni di Cittanova. La stessa cosa per i Candiano, un'altra famiglia molto importante che diciamo subentra ai Partecipazio, siamo nel X secolo, ma la stessa cosa per gli Orseolo, che subentra ai Candiano tra il 900 e il 1000, ma la stessa cosa per i Bragadin. Bragadin è un nome che conosciamo un po' tutti, no? Lo leghiamo a Marcantonio Bragadin, che subì quella fine terribile, atroce, per mano dei turchi a Famagosta nel 1570, prima della battaglia di Lepanto. Ecco, per dire che tanti nomi importantissimi nella storia di Venezia amavano dire, e forse era anche vero, che discendevano da antichi tribuni di Cittanova. Tanto quel luogo diventò, come dire, rappresentativo e significativo per l'identità veneta e veneziana in generale. Ecco,
Allora, vedete, riassumendo, Brondolo, Chioggia, Malamocco, Murano, Torcello, Cittanova, Caorle, cominciano a formarsi i primi grandi insediamenti che poi daranno vita per successivi, come dire, per successivi processi unitari di agglomerazione alla città di Venezia. Vado verso la conclusione. L'invasione dei Longobardi non era qualcosa di effimero, fu qualcosa di definitivo. Pertanto non si poté più verificare come in passato un processo altalenante, no? Di persone che fuggivano sulla laguna e poi tornavano a stanziarsi in terraferma. Questa immigrazione verso la laguna venne resa definitiva dalla scelta dei Longobardi di stanziarsi definitivamente sulla terraferma. Ecco, per cui partirono e si stanziarono definitivamente interi gruppi sociali, autorità militari, autorità civili, autorità religiose, interi gruppi economici che partivano e cercavano fortuna altrove, ma anche persone estremamente ricche che avevano magari delle terre in terraferma, avevano animali, avevano vitigni, che con la propria famiglia e con i propri dipendenti si trasferiscono nelle isole lagunari e là rimangono, magari mantenendo le proprietà in terraferma e magari beneficiando di tutti i frutti della terraferma, che ovviamente sulle isole non potevano nascere così facilmente, e tuttavia rimangono stanziati sulle lagune. Qui piano piano comincia a nascere, ripeto, la nuova Venezia. Questo è forse il punto di svolta più importante, la grande migrazione seguita alla calata dei Longobardi che poi diventa definitiva. Ecco, vedete quello che ci dice una fonte della storia veneta, piuttosto nota e importante, che era Giovanni Diacono, siamo intorno all'anno 1000. Ci sono due Venezie. La prima è quella che si trova nelle storie antiche, la quale si estendeva dai confini della Pannonia fino al fiume Adda e di cui era capitale la città di Aquileia. Sta facendo riferimento alla provincia romana, alla 10ª regio, Venezia et Istria. La seconda è quella che sappiamo essere situata tra le isole, quella che comincia a nascere fondamentalmente a partire dall'invasione dei Longobardi. Le popolazioni della medesima provincia, rifiutando di sottostare al comando dei Longobardi, ci dice Giovanni Diacono, si recarono nelle isole vicine e in questo modo il nome di Venezia, dalla quale erano sfuggite, fu assegnato a quelle stesse isole e quelli che tuttora vi abitano sono chiamati Venetici. Notate come il nome di Venetici, o il termine Venezia, si trasferisce fisicamente dall'entroterra alle isole. L'entroterra non era più Venezia in quel momento lì. I Veneti, i Venetici e Venezia divennero le isole e gli abitanti delle isole. E quindi questa fonte, Giovanni Diacono, ci parla di una seconda Venezia. Tenete conto che poi, pensate ai cicli e ricicli storici, nel corso del 1400, in realtà 1404-1405, Venezia, che già sarà una città di straordinaria importanza, riuscirà a riconquistare e a dare unità politica a tutto l'entroterra veneto, per cui quel nome di Venetici che i Longobardi cacciarono sulle lagune tornò a prendere possesso delle proprie origini nell'entroterra veneto all'inizio del 1400. Fatto sta, rimane il punto che il termine Venezia e, se volete, la civiltà venetica si trasferisce sulle isole, lì si conserva per poi ritornare a prendere possesso della terraferma diversi secoli più tardi. Ecco, un'ultima considerazione. La nascita di Venezia è un miracolo dei Veneti, perché i Veneti riuscirono, rimboccandosi le maniche, con la forza di volontà, con il proprio ingegno, a trasformare un ambiente sostanzialmente ostile in una risorsa straordinaria. Innanzitutto la laguna poteva, come dire, dare molti strumenti difensivi ai venetici,
era difficile prendere la laguna dalla terraferma. Lo stesso Lido, che oggigiorno ha 3 bocche, al tempo ne aveva 5, era facilmente controllabile, per cui le isole della laguna potevano proteggersi sia nei confronti di eventuali attacchi dall'entroterra, sia nei confronti di eventuali attacchi dal mare. E poi soprattutto un mare che i venetici seppero sfruttare anche per le proprie potenzialità commerciali. E quindi vedete come un ambiente che inizialmente poteva essere estremamente ostile, poi riuscì ad essere trasformato e, come dire, valorizzato nelle sue potenzialità. Un miracolo dei Veneti e dei Venetici, che poi hanno regalato alla storia mondiale una città straordinaria come quella di Venezia. Vi ringrazio e alla prossima.